Giovanni Cangialosi, un film tutto siciliano e tutto da ridere, sarà una frase fatta, ma è proprio così. Allora, è tutto con amici comici molto molto svegli e che si sono divertiti sul set con me e con Paola Salute e con il signor Marotta, amico nostro. Ero serio, però io ero serio. Ti sei, Io ero serio, ti sei divertito sul set, sì o no? Sì, certo mi sono divertito con lui, poi le scene sono solo con lui. Scusa Giovanni, se tu fai le domande io me ne vado. Assolutamente, era uno scherzo che ti abbiamo fatto, lì ci sono le telecamere di scherzi a parte. Sono sicuro che il tuo buonsenso ti farà passare sopra a questa sciocchezza. Blocco, costretto a scappare. E qui Dai, stiamo Come è continuando. stato lavorare in questo periodo così difficile e contraddistinto dalla pandemia? Allora, a parte lo scherzo adesso, so che c'è questo periodo brutto che tu sai benissimo e sanno tutti, però noi siamo dei tipi che non ci fermiamo mai. Dice c'è la pandemia, c'è la guerra, c'è qualsiasi cosa. Comunque tutto quello che ha detto lui non è vero, sappiamo. A parte che non è vero, e lui lo sa bene, noi siamo tipi ottimisti e perciò in un modo... Si arriva così. Siamo cinque misti. Siamo positivi, Siamo no? cinque Per misti, caso. non siamo ottimisti. Non siamo positivi in quel senso. Scusate Giovanni, avevamo cominciato un'intervista, io sapevo che sarebbe finita così e così è stato, però diamo la parola a questa splendida ragazza. Vero. Io ti ringrazio, Qua la io non nostra parlo più, no? Paola Salute, la coprotagonista del film. Che sarai, immagino, la sorella. Sono la sorella di un fratello. locco, perché al paese è conosciuto come un locco. Faccio un lavoro particolare, ma mio fratello non sa di che cosa si tratta. Lo sapete che cosa fa? Ne vedremo delle belle comunque. Ma c'è qualche personaggio serio come Massimo? O sono Massimo è tutti- molto serio, Guarda, devo serio, dire che serio. Massimo è proprio casa e chiesa. Bene Massimo, cosa farai? proprio io nel film sono un monaco, ma un monaco sul serio. Ma poi guardate invece la somiglianza tra questo fratello e sorella, è uguale! Da qua a qua è uguale. Sì, ma infatti se Giovanni mettesse la parrucca sarebbe veramente Sì. identico. Giovanni. Guarda, se lei si fa crescere il pizzo sembra Giovanni Cangialossi. Se io mi Questo fa... particolare legame con Alcamo, i Calandra, Antonio Noi cosa Pandolfo, c'entriamo qua, scusa? Benedetto Allora, Monaco. i Calandra c'entrano molto perché fanno, buonasera, perché fanno una parte bellissima che fa emozionare. Siamo messi da parte, infatti, vedi? Uno a destra e uno a sinistra. Ma che dire, Giovanni, noi siamo felici di aver partecipato a questo, come si dice, lungometraggio? Si dice film, però tu lo puoi chiamare come vuoi. Questo film, noi siamo felici, grazie. Bene, allora lo vediamo e poi sapremo cos'è. Scusaci se siamo un po' folli e un po' locchi, ma questi siamo. Però una cosa posso dirla, no? Vai. Puoi fare poi un'intervista dopo che hai visto il film, perché secondo Sì. me è... Oppure c'è il rischio che vi non No, ma mazzate. infatti. O intervista Questa o mazzate. tienila da parte, poi. Mettiamo da parte. Scusami, a parte loro che sono bravissimi, ci sono Giovanni Cacioppo, Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo che è di Alcamo, Camese. Gino Carista, Toti e Totino e tantissimi altri. Agostina Somma. E poi chi? Poi chi c'è? George Clooney. George Clooney c'è pure, Robert De però Niro. Ma non si vede, ma non si vede. c'è il nostro... tutto, Giorgio. Hai rovinato tutto. Chiedo scusa, ci Ciao, vediamo, grazie, sta Giovanni. cominciando il film. Ciao, Ciao, grazie, ciao. grazie. città